visto i quotidiani, come hanno cambiato il loro modo di lavorare ai tempi del virus. Il TG2 comincia oggi un viaggio tra le agenzie di stampa. Daniele Rotondo è a Palermo e ha visto come lavorano nella Italpress. Vediamo. Le agenzie di stampa producono migliaia di notizie al giorno sull'emergenza sanitaria e sono un alleato importante per quotidiani, periodici, radio e TV. 30 anni fa in questo palazzo di Palermo nacque Italpress, un'agenzia specializzata agli inizi in avvenimenti sportivi ed oggi operativa in tutti i settori, dalla politica all'economia al sociale. A fondarla e a dirigerla Gaspare Borsellino, costretto anche lui in tempi di coronavirus ad un nuovo ciclo produttivo delle notizie. È un lavoro molto più complicato perché si può fare tutto sicuramente con le tecnologie di oggi, però ricordiamoci che spesso in questo momento in cui c'è un sovraffollamento anche di linee internet e telefoniche, spesso si lavora in maniera veramente difficile. Però da qua presidiamo ancora la parte operativa della redazione. Sta cambiando il modo di lavorare anche per un'agenzia di stampa. Noi lavoriamo inseguendo la notizia minuto per minuto. Ogni giorno produciamo mediamente 2000 notizie al giorno a livello nazionale e internazionale. Questa è la nostra mascherina con cui lavoriamo e poi abbiamo la mucchina, perché ormai sono due compagni di viaggio in cui in maniera veramente naturale ci conviviamo. Era l'ultima notizia.